Tessere insieme rispettando l'ambiente, utilizzando gli scarti. Tutto parte dalla lana delle pecore sarde. Siamo a Guspini, a pochi chilometri da Cagliari. L'idea è di un'imprenditrice sarda che ha realizzato rete fra diverse realtà, dall'edilizia agli arredi. Tessuto intrecciato da natura e creatività. L'anima è l'eccedenza di materiali naturali, filo conduttore è la lana delle pecore sarde. Nasce da quel pezzo in più da smaltire l'idea che appare romantica, ma che abbatte i costi energetici e rappresenta il valore aggiunto del polo per la bioedilizia di Guspini a pochi chilometri da Cagliari. Non si butta più nulla delle materie naturali, anzi queste sono diventate la ragione di un nuovo modo di fare economia, basato sulla filosofia green della Banca del Tempo, circolazione delle competenze per alimentare le innovazioni. Nessun prodotto durante il ciclo di vita deve aver comportato consumo di suolo e di acqua, insomma uso dello scarto naturale a chilometro zero, che si traduce in rispetto per l'ambiente e valorizzazione delle risorse del territorio. La filiera è costituita da artigiani, aziende agricole, progettisti di 40 paesi della Sardegna. Tutto ha origine dai pannelli fonoisolanti per coibentare gli ambienti. Questa lana prima di questo progetto veniva praticamente bruciata, portata via, buttata. Quindi noi facciamo un doppio lavoro di recupero, quindi dal punto di vista dell'ecosistema. Riusciamo a recuperare un prodotto di scarto e metterlo nella lavorazione migliore per ottenere dei risultati con i quali si ottengono dei fabbricati che sono perfettamente ecocompatibili. Edilizia, tessuti, design, prodotti realizzati senza finanziamenti pubblici che raccontano storie e paesaggi attraverso gli ingredienti dei quali sono composti. Oltre la lana di pecora autoctona ci sono la terra cruda, la paglia di riso, l'argento, le vinacce. Il certificato di qualità viene convalidato dal marchio La Casa Verde CO2.0, che rappresenta il più grande distretto italiano produttivo di bioedilizia. Un'ulteriore dimostrazione la troviamo anche nelle case a corte di Guspini, tanti spazi dove sono in mostra gli oggetti realizzati da oltre 40 imprese sarde. Noi abbiamo a Guspini 5 pecore per abitante, quindi i paesaggi che stanno intorno a noi sono paesaggi di pecore. Questo vuol dire pastori, vuol dire competenze nel territorio legate alla pastorizia. Noi siamo entrati in questo momento che si chiama Green Economy. Noi ci avvantaggiamo dell'uso di questi scarti, della lana di pecora e non solo, per fare il chilometro zero, quindi abbiamo tutto il piacere e anche la convenienza di usare eccedenze, scarti, chiamiamoli così, del territorio. Tutto ciò che rientrerebbe in un percorso inquinante, impattante, che dovrebbe essere e che è considerato dalla legge rifiuto speciale, per noi diventa risorsa speciale. Quindi riusciamo a fare un vero green senza importare dalla Cina, guardando con occhi diversi quello che ci offre madre natura. Queste sono le ceneri delle pizzerie, diverse ceneri, e uno dice: ma che ci fai? Ci faccio la lisciva per fare l'impermeabilizzante alla terra cruda. Ho bisogno di cenere bianca, pulita, loro hanno il problema che ne accumulano tanta e noi abbiamo organizzato un servizio di ritiro a domicilio e poi noi lo usiamo. Quindi ci aiutiamo tra di noi e facciamo economia. Il cuore di lana pulsa in ogni oggetto, in ogni stanza, dallo spazio per i più piccoli alla sala insonorizzata per la registrazione musicale. Alla ricerca di materiali, di soluzioni per quanto riguarda la perfezione del conforto acustico, ci siamo imbattuti in questo regalo un po' della natura, che alla fine è sempre migliore, cioè ha sempre una soluzione già pronta. Abbiamo trovato la lana di pecora. Visto che noi approcciamo gli ambienti come se fossero degli strumenti musicali, abbiamo bisogno sì di assorbimento dato dalla lana, però anche di riflessione
e diffusione, altri fenomeni che dobbiamo creare all'interno degli ambienti. Quindi, accoppiando la lana anche con altri materiali come la terra e il legno, riusciamo a creare qualsiasi tipo di ambiente con le massime performance acustiche. Oltre 400 le varietà di innovazione, dal tavolo di terra cruda, dove al centro cresce un mini orto, al nido delle coccole sospeso, morbido, leggero. Odori, tanti odori della campagna, inebrianti, che le telecamere non sono ancora in grado di trasferire. Come gli aromi, i profumi dei formaggi di un'azienda che si trova tra Arbus e Montevecchio e che fa parte della filiera. Prodotti confezionati e trasportati in contenitori di lana di pecora. È una tipologia molto apprezzata dall'Europa ai paesi arabi. È stata una grandissima scommessa attraverso comunque la mia amica Daniela Ducato, per cui noi abbiamo voluto unire le sinergie, le forze, l'intelligenza, la mente in tutto e per tutto e fare aggregazione e fare squadra soprattutto. Pensare a un prodotto che potesse avere l'opportunità di usare prodotti riciclabili, perché in sostanza oltre alle lane amo usare anche quelli che sono i fiori locali, le cortecci, tutto quello che la natura mi può offrire. Una chiave creativa che serve a sbarrare le porte alla crisi globale, che rispetta il territorio e ne esalta le sue peculiarità. Un richiamo della natura che diventa benessere del corpo e dello spirito, come un bagno nella vasca di lana con massaggio per rievocare il grembo materno. Un ritorno al passato per alimentare il futuro.